in collaborazione con Da Riolo Terme il racconto della 12ª edizione della Fiera dell'Agricoltura. Tra meccanizzazione, giochi di una volta, prodotti tipici e zootecnia conosceremo anche Dodo, campione assoluto della razza romagnola. Da alcuni anni nel vigneto è rispuntato un parassita, si tratta della cocciniglia, che può essere combattuta però con degli insetti antagonisti. Parleremo di questo, parleremo di un progetto che ha avviato un'azienda per contrastare questo parassita su Modena e Reggio Emilia. E poi torneremo al Vinitali di Verona per scoprire le eccellenze di un territorio. La provincia è quella di Piacenza, unica provincia ad esprimere 3 salumi DOP, e lì scopriremo in abbinamento anche ai vini piacentini. Il saluto iniziale della nuova puntata di Con i frutti della terra arriva da Riolo Terme, in provincia di Ravenna, città delle acque, città della rocca, ma anche città dell'agricoltura. E il tempo poco favorevole non ha frenato l'entusiasmo dei visitatori e degli organizzatori della 12ª edizione della Fiera dell'Agricoltura di Agriolo, così viene chiamata questa manifestazione, che è cresciuta tantissimo. Gli spazi espositivi sono tutti esauriti e si va dalla zootecnia al mondo della meccanizzazione, con le novità tecniche, ma anche con l'affascinante settore dei trattori d'epoca, che vedremo dopo sfilare anche tra le vie del paese, e poi la gastronomia, i prodotti tipici, i giochi di una volta, gli antichi mestieri e molto altro ancora. Allora iniziamo il nostro viaggio qui dalla Fiera dell'Agricoltura di Riolo Terme. Andiamo subito ad incontrare il settore bellissimo degli animali, con tanti esemplari in mostra. Tra l'altro c'è stata anche l'asta dei vitelli, molto partecipata nei giorni iniziali della fiera. Andiamo a vedere che cosa accade nello spazio della zootecnia. Andiamo subito a conoscere un giovane allevatore, Luca Unibosi, e queste sono le tue limousine. La tua azienda ha sede a Casola Valsegno. Ci racconti un po' queste limousine, che caratteristiche hanno, che tipo di razza è? Allora, io sono la 4ª generazione dopo mio babbo, che sono rimasto in azienda perché insomma fin da piccolo insieme a mio nonno sono sempre andato in stalla, perché è una passione che ho, perché ci sono nato nel mezzo, e abbiamo scelto la limousine più per un motivo di passione nostra, via. A mio babbo gli è sempre piaciuta quella, a mio nonno uguale. Questi qui sono animali da carne, animali che sono molto docili, animali che hanno una gran resa al macello, animali molto precoci, animali con una buona qualità della carne salubri, carne gustose dal punto di vista alimentare. È il primo anno che porto anche gli animali in asta in fiera, e il primo anno che porto il mio primo toro in fiera. Com'è andata l'asta? Ce ne hanno parlato, hanno detto che è stato un successo. Sì, è stato un successo, l'asta è andata bene, gli animali si sono venduti tutti, noi allevatori siamo stati contenti, posso dirlo, anche se in genere si dice che siamo sempre un po' lamentoni noi, però è andato tutto bene. È una spinta in più per l'agricoltura, specialmente per noi che siamo giovani, è un motivo in più per andare avanti. E qui abbiamo la razza simbolo di questo territorio, la razza romagnola, con noi Laura Cenni. Tra l'altro alcuni di questi esemplari sono anche reduci dal grandissimo successo alla mostra nazionale della razza romagnola a Bastia Umbra, e tra loro c'è anche il campione assoluto che sta riposando, quindi non lo disturberemo, che è Dodo. Laura, allora un altro grandissimo successo per la vostra azienda, insomma ormai siete davvero popolarissimi con i vostri splendidi animali. Ma cerchiamo sempre, insomma, di fare sempre del nostro meglio, comunque abbiamo ancora tanto da fare. Sì, certo che
non vi nascondo che è stata una bella soddisfazione. Abbiamo portato 6 capi, divisi un attimo per le varie categorie, e niente, abbiamo fatto 4 primi, ma Dodo, oltre ad aver fatto il primo premio di categoria, è il campione assoluto Tori Senior per l'anno 2019, quindi sono molto contenta, è stata una grande soddisfazione. Ci ricorda un po' le caratteristiche di questa razza? Beh, questa razza, allora, intanto è una razza che nasce proprio nel nostro territorio già dai tempi, diciamo, antichi, e quindi insomma è una razza che adesso purtroppo no, ma una volta a casa di tutti gli agricoltori le vacche romagnole c'erano. Adesso purtroppo le cose sono cambiate. Io spero sempre che qualcosa cambi sempre in meglio, anche perché è una razza in cui, cioè credo, è una razza del nostro territorio, una razza che ci aiuta anche a tutelare il nostro territorio, perché poi questi bovini, parlo di casa mia ma anche gli altri allevamenti, 6 mesi all'anno li fanno al pascolo, quindi la tutela di un territorio, di una zona, e quindi secondo me è importante proprio, diciamo, per queste cose, per queste caratteristiche. Allora guardate che belli questi cavalli, sono cavalli bardigiani, ma ci racconterà meglio questa razza Fabio Cavina, l'allevatore qui al mio fianco, Linfa Allevamento a Modigliana. Quindi questo è un cavallo, come ci accennavi già prima, insomma molto adatto per i territori montani, per fare trekking, e sono veramente bellissimi. Sì, è un cavallo tipico dell'Appennino, delle montagne fra Parma e Piacenza, quindi dell'Emilia Romagna, che si adatta bene ai nostri territori, sia per quello che riguarda l'allevamento, quindi i nostri verdi pascoli, le nostre colline, ma poi anche quello che è il suo utilizzo, quindi un cavallo dal piede sicuro, adatto a tutti, persone più esperte, anche bambini, un cavallo veramente docile e soprattutto rustico, cioè un cavallo che veramente necessita di poche cure, le più importanti, le essenziali, è un cavallo speciale veramente per tutti. Ma come si chiamano? Avete dato un nome, diciamo? Certo. Allora lei è Patrizia, è una fattrice bardigiana di 10 anni, una bella fattrice per quello che riguarda la morfologia, e quello invece è un puledrone, infatti si vede un po' pigro, un po' passerello, si chiama Raggio, ha 3 anni ed è un castrone, già domato, molto bravo. Per farti un esempio, già un principiante potrebbe andarci già in giro. Questo è il cavallo bardigiano. Molto sentite anche la gara di tiro alla fune, Luigi Cenni è la voce di Agriolo, e qui alle nostre spalle abbiamo proprio la squadra di Fatagri, quindi è un po' la squadra padrona di casa, se così possiamo dire. Quante sono le squadre partecipanti? Sono 4, si fa un girone all'italiana ed è a punti, si fanno due tiri ogni round, e se ogni squadra vince un round sono un punto ciascuno, se i round vengono vinti entrambi dalla stessa squadra sono 3 punti. Si sommano i punti alla fine della gara e chi ha più punti vince. Ragazzi, siete pronti? Sì. Vi siete allenati molto? Un po', sì. Questo ci tengo a dirlo, è il secondo campionato Agri Riolo tiro alla fune. Benissimo, okay. Allora li ammiriamo in azione. Il mondo della meccanizzazione è da sempre una parte molto importante della Fiera dell'Agricoltura di Riolo Terme, e qui abbiamo un'azienda che investe tantissimo nell'innovazione amica dell'ambiente. Con noi Antonio Lotti, l'azienda ha sede a Faenza. Allora, questa è una macchina che può lavorare sia in vigneto che in frutteto. Che cosa fa? Questa qui è una macchina che può scalzare, rincalzare, si possono usare le lame estive, possono usare tanti accessori, è intercambiabile, ma soprattutto è una macchina autolivellante che va dietro a tutti i terreni, sia in pendenza, li prende come sono, è autocentrante, che se il trattorista va da una parte la macchina si sposta da sola e torna al suo posto quando il trattorista torna al centro di nuovo. Questa qui è una macchina addirittura con radiocomando. È una macchina che può lavorare da 1,80 a 4 metri, per quello che abbiamo detto che può fare vigneti e fruttetti. È una macchina nuova, è reversibile, si può attaccare davanti e di dietro, per quello che abbiamo detto che è una macchina nuova. Si è creata questa macchina qui perché è una passione a creare sempre queste cose qui. E tutti gli anni siamo qui, io ne ho sempre, io ho un angolo sempre di innovazione, sempre. E soprattutto quello che puntiamo per vedere di togliere
questi diserbi, tutte queste cose qui. E lei sono tantissimi anni che viene qui a Riolo Terme, la Fiera dell'Agricoltura. Che cosa caratterizza secondo lei questa manifestazione? Come l'ha vista crescere in questi anni? Ma intanto io sono stato uno non dei fondatori, perché i fondatori sono gli organizzatori, ma dal primo anno che siamo qui, e voi lo vedete, questa fiera qui è sempre solo aumentata e è sentita da lontano e siamo contenti. E qui c'è il mondo Arbos con me Davide Guerrini, titolare del concessionario Dives a Imola, e tantissimi trattori, molte novità per questa fiera dove la meccanizzazione riveste un ruolo molto importante. Certo, noi hanno un appuntamento che come tutti gli anni non possiamo mancare e cerchiamo di esserci presenti anche con uno stand abbastanza completo. Portiamo tutta la nostra gamma come trattori Arbos, parte dal trattore da 20 cavalli praticamente, poi si arriva fino a 130 e sta uscendo adesso il modello 260 che sarà più o meno fra qualche mese già pronto ad essere provato, essere sul commercio. Macchine, partiamo con il 130, sollevatore anteriore, possibilità di montargli la pala anteriore, e si passa al 100. Si passa anche a una macchina nuova che è per la lavorazione subito dopo la trebbiatura del grano del sorgo, che è una macchina da fare lavorazioni leggere, e poi si passa alla gamma frutteto con i vari attrezzi, la macchina specializzata per gli impianti frutteto a vaso con una cabina molto ribassata, sollevatore anteriore, possibilità anche qui di attaccare quindi attrezzi anteriori e posteriori. E poi via senza cabina, abbiamo un po', sono circa 40 modelli di macchine, quindi ce n'è per tutti i gusti, ecco, dal piccolo al grande, all'hobbista, al professionista o al contoterzista, ecco quello che è. E il modellismo agricolo è la passione che unisce questo gruppo di amici provenienti da diverse parti d'Italia. Intanto al mio fianco Igor, che poi ci racconterà questo modello, in particolare un modello intorno al quale una volta in campagna si riunivano tantissime persone, c'era anche una ritualità, ma ne parleremo dopo. Però volevo sapere anche i nomi di tutti gli altri. Allora, lei si chiama? Mi chiamo Domenico Fornari, Di dov'è? nella zona di Varese. Invece da questa parte Civitanova, vero Marche? Lei si chiama? Marche, Civitanova Marche, Alessandro Amorosi mi chiamo. E lei? Emilio Gattafoni, Civitanova Marche. Allora Igor, questo esemplare bellissimo, ce lo descrive? L'ha costruito lei? Beh, diciamo che era la tecnologia degli anni, fino agli anni 50 per mietere e trebbiare il grano, e quindi questa è una delle ultime macchine più evolute rispetto alle precedenti, per cui c'era un trattore, un classico Landini, la trebbia e la pressa, perché la paglia serviva per alimentare le stalle degli animali e anche per fare la carta gialla. Da questa parte poi ci sono altri esemplari, altri modelli con un caratteristico colore arancione anche che li contraddistingue. Sono i colori della Fiat che ha sempre usato fino al 1960 circa o 70. Ma quanto tempo ci vuole per costruire un esemplare? Ma circa dalle 3.000 ai 5.000 ore. Almeno come lo faccio io. Questo non è solo abilità nostra, è anche abilità delle nostre mogli, perché nei momenti di sconforto l'umore non è uguale a quando c'è il risultato. Nel frattempo anche gli amici di Civitanova Marche hanno messo in moto i loro trattori, allora ci spostiamo da quest'altra parte e li andiamo a raggiungere. Allora abbiamo messo in moto anche questo Caterpillar, leggo del 1917 questo modello. Sì, 17-18, nato in America, i primi trattori, costruito dalla Caterpillar, cioè era della Holt, è passato dalla Caterpillar per il trasporto dei cannoni, tempo di guerra. Poi la guerra è terminata, quindi questo è passato in agricoltura. Lei prima ci diceva che riguardo alla trebbiatura c'era anche una sirena che annunciava l'inizio. Allora vogliamo concludere questa parte di collegamento facendo sentire la sirena? Io logicamente la faccio girare con questa perché questa girava con il cinghione della trebbia. Per noi oggi lo facciamo diventare un po' il segno che c'è la pausa pubblicitaria, però ci ritroviamo tra poco sempre qui da Riolo Terme per la Fiera dell'Agricoltura.